E buongiorno a tutti, spassiglia da noi in de campa qui non terce FM e muscel questa settimana a Bieve di Usia. Per principiare dunque questa settimana e manda a scontrare subito un panatero tragulino che conosceva sta Bieve di Usia posto che lavora alla nada qui bande usobane alla nada no a Bieve di Usia si chiama Antonio Rossi e ridroemo subito in paese di Azarera. RCFM e Campa Qui. Allora, questa storia è cominciata come Boruabo nel 1955. Ha comprato una ongiaria, no, non ha mica comprato, cioè, Monsieur Subrini che l'ha ludiato a ongiaria, ha cominciato a fare bene in Porto, a Ulegno. Dopo mio babbo si è maritato in 56 e in 56, da 56 fino a 65 è stato in Porto come mamma e tutto, e in 65 ha comprenuto. Era già un numero che aveva ongiaria. E l'ha venuta a mio babbo. Dopo facevamo due piccole ongiarie, una a Noda e una in Porto, e abbiamo tenuto così fino a 83-84. E in 84 abbiamo creato una ongiaria in Porto, e dopo siamo andati tutti qui a sta, perché stavamo a Noda, avevamo una ongiaria in Porto, ma stavamo a Noda, siamo andati tutti qui a sta, e dopo bon, in 96 mio babbo se ne è morto, e come fratello abbiamo piato la seguita. Il traugulino, allora, tornata, mio babbo l'ha sempre fatta. Ha cominciato con il carrozzino, sempre fatta. E dopo la morte di mio babbo, l'anno innanzi, noi abbiamo piato un più che l'usia, innanzi noi abbiamo che l'usia, Oda, Porto, Sarera, Partinello, Gurzi e Osani. E nel 97, mi pare, abbiamo piato a montagna. Non avevano più panateri, Gandolfi che faceva la tornata e piantate, come fratello abbiamo deciso di fare la tornata in montagna. Faccio che io ristate, faccio a montagna e dopo Partinello, Gurzi e Osane e mio fratello faccio a Porto e a Sarira. In noi non facciamo più la tornata perché bon, c'è una piccola pizzeria e poi è troppo vicino a Porto, tutto il mondo va a lavorare in Porto e comprano il pane in Porto. Alla nata, l'inverno o luni siamo usati, voilà, perché primamente siete obbligati a dare un giorno di congé all'impiegato. E secondamente ci ho ribusato un po', che poi gente un rispetto mica, l'abitudine, a domenica abbiano Europa e basta. Complicato, non c'è più niente, la gente se ne va a Naiaccio, i paesi si iodano, muore la gente, nasce, non ce n'è mica, e fa che tutti gli anni meno, e da qui a 15 o 20 anni non so mica come da passare. E già adesso che è il più importante, voilà. Cioè a parlare, a essere simpatico, a rendere servizio. Io come ho detto, con il suente merigine, mi comandano di comprare 2 o 3 briccoli ai magazzini e di gollo, parlare a sacco a gente, i vecchi a rendere il servizio, quando c'è la neve, portarli il pane in casa, entra in cucina se lo ci vuole, ma cioè parlare un po' con quelli, non verranno mai a Nimo, e quando li verranno ulangere sono contenti e non ci vuole mica fare troppa furia. Va bene, malauradamente. Compio noi, non la so come da passare. Importa a ongiaria quello che piara la sega, che se ne troviamo da ingerenza come troveremo, abbiamo ricevuto dei romande, se ne sortirà bene, ma i paesi non sono mica. Si iodano, a parte del porto, a paese rifugio. Et demain, c'est un jeune de Porto qui sera avec nous. Il a créé sa société de promenade en mer. On le retrouvera sur le port de Porto. C'est Raphaël Rossini qui sera avec nous pour notre deuxième étape dans la Pieve du Sia. A domani per la Sevida de Campa Qui. RCFM e Campa Qui.